Il programma è realizzato in collaborazione con Gianantonio Parolini, Impresa Generale Costruzioni, MD Clinic, poliambulatorio, diagnostico e specialistico, e con la partecipazione di Donolato Rappresentanze, FST, Petas. Terza giornata del campionato eccellenza Girone A. Al comunale di Via dei Cedri si affrontano il Montorio ed il Garda. Dirige l'incontro il signor Tierno, assistenti i signori Quaglia e Tinazzo. Il calcio d'avvio è del Montorio. Nel primo tempo le squadre si studiano e le uniche occasioni sono al 18° con un tiro di Quaggiotto per il Montorio e dal 20° con una conclusione di Zoccatelli per il Garda. Tutto cambia al 37°. Paluzzano lancia lungo. Zampini serve Bridi che scarica su Chiappin che crossa. Colpo di testa di Forgia ed il Garda passa in vantaggio. Nel secondo tempo il calcio d'avvio è del Garda. Il Montorio parte subito all'attacco. Cross di Meneghelli e Vesentini colpisce di testa. La sfera termina al lato. Al quinto Lavagnoli crossa dalla fascia. Carletti smanaccia e Menini non riesce ad approfittare. Sesto minuto. Vesentini raccoglie una respinta di testa in area. Mette al centro. Zè di testa appoggia indietro e Quaggiotto colpisce male la sfera, spedendola out. Al 14° il Garda ci prova da calcio d'angolo, ma il tiro di Turrini è fuori misura. Al 21° la prima ghiotta occasione per il Garda, che in contropiede prova il raddoppio. Farias supera Maragna, ma il suo tiro viene deviato in angolo da Zocca, che fa un recupero strepitoso. Un minuto dopo Lavagnoli fugge sulla fascia. Cross perfetto per Cecco, che spedisce alto sulla traversa. 25°. Scambio Quaggiotto-Toffali-Quaggiotto. Palla a Cecco, apertura per Toffali che crossa. La conclusione di testa di Tomè finisce alta. Campobello per Quaggiotto. Cross per Vesentini che di testa mette in rete. L'arbitro annulla su segnalazione dell'assistente. Al 30° ancora Farias supera Maragna in uscita, ma anche stavolta non riesce a concretizzare l'azione. Toffali per Tanaglia, filtrante per Tomè che mette al centro e Vesentini appoggia in rete, 1-1. Un minuto dopo Toffali mette in aria per Antolini che schizza di testa, Carletti blocca in presa plastica. Lancio lungo di Merci preciso per Bresaola che controlla e tira fuori dallo specchio della porta. Ultimi secondi di gioco. Doncon batte lungo in avanti. Bresaola controlla e fa partire un tiro cross che beffa Maragna e regala la vittoria al Garda. Sentiamo le interviste. Mister, una partita molto tirata con un finale che bisognerebbe scomodare Alfred Hitchcock, perché è stato un finale veramente a cardiopalma. Assolutamente sì, per noi 3 punti fondamentali, 3 punti d'oro che in quel momento lì non ci aspettavamo più di riuscire a raccogliere, invece abbiamo fatto un bel contropiede, insomma credo che nella sostanza comunque il risultato sia meritato, al di là del fatto che sia arrivato all'ultimo secondo. In settimana quale potrebbe essere, diciamo, l'appunto che può muovere ai suoi ragazzi? Ma forse diciamo che dobbiamo diventare più cinici davanti alla porta, perché abbiamo sbagliato 2 o 3 occasioni che non capitano tutte le domeniche, quindi bisogna lavorare su chiudere la partita prima e non arrivare al 96° per ottenere il risultato. Un campionato di eccellenza che è davvero equilibrato. Che cosa si può pensare di ottenere viaggiando con questi ritmi?
Dobbiamo raggiungere la salvezza prima possibile. Sono 5 squadre che retrocedono e quindi il nostro obiettivo intanto è quello di accumulare più punti possibile e poi una volta raggiunta quella vedremo cosa si potrà fare, però prima si pensa solo alla salvezza, testa a riuscire a ottenerla il prima possibile. Presidente, si è conclusa una partita che lascia l'amaro in bocca per questo finale thriller. Insomma, sarà difficile smaltire una sconfitta del genere, anche però c'è da dire che comunque negli ultimi 3 o 4 minuti gli ospiti sono anche riusciti a staccare la nostra pressione degli ultimi 20 minuti e quindi diciamo che forse sarebbe stato, adesso che è finita la partita da mezz'ora, è più facile dire che sostanzialmente magari anche se in realtà provavamo a vincere, che forse era il caso di pensare di accontentarci, però ripeto, insomma, sono cose poi che si dicono a freddo e che comunque lasciano il tempo che trovano, ecco. Il calcio è bello anche perché si perdono e si vincono partite in questa maniera e quindi insomma, ecco, noi comunque dobbiamo analizzare un po' la nostra gara. È chiaro che stiamo un po' migliorando sempre un po' le prestazioni, anche se in realtà abbiamo cambiato solo 4 giocatori dall'anno scorso, in realtà poi comunque un po' la squadra si sta ritrovando, no? E quindi insomma, non essendo neanche una squadra giovanissima da un certo punto di vista, ci sono degli equilibri a livello di campo che bisogna trovare. Diciamo che la squadra non mi è abbastanza piaciuta, non del tutto, però insomma credo che questo faccia parte un po' del sistema, che bisognerà che passa qualche tempo insomma perché poi tutto funzioni, insomma, ecco, credo questo. Il primo tempo è stato più appannaggio della squadra ospite, il secondo tempo diciamo il Montorio è andato all'arrembaggio per recuperare il risultato e si è sfiorato veramente non solo di pareggiarla ma addirittura di vincerla. Sono questi i meccanismi che magari vanno meglio gestiti per riuscire ad essere più cinici sotto porta? Allora il Garda è una squadra molto giovane e molto brillante, che vive molto di entusiasmo, quindi diciamo che il primo tempo comunque la loro, diciamo, freschezza da un certo punto di vista ci ha un po' sorpresi e comunque senza metterci in grandi difficoltà. C'è stato quel gol che comunque diciamo, direi che è stato forse l'unico tiro in porta che hanno fatto nel primo tempo, un bel gol però. Ecco, poi invece però insomma, la partita è lunga e poi alla fine noi anche quando abbiamo fatto le sostituzioni nel secondo tempo insomma, insomma, abbiamo fatto veramente la differenza, peccato che non siamo riusciti a concretizzare con il secondo gol, ecco. Però anche l'1-1 l'abbiamo insomma, sfiorato parecchie volte, insomma, poi c'è un fuorigioco, un gol anche su fuorigioco, insomma, quindi insomma, sono partite che vanno così, bisogna riuscire a farsene una ragione, insomma, mercoledì siamo in campo un'altra volta e quindi questo è un po' il sistema che bisogna andare oltre. Si ritorna mercoledì in campo 100% Montorio. 100% Montorio, grazie.